oggi mi trovo qui alla cantina Cadiraio di San Polo di Piave, insieme a me la padrona di casa Sandra De Giusti e l'artista Rosanna Casagrande. E perché siamo qua? Perché sono qua? Perché volevo mostrare un po' a voi tutti il lavoro che c'è dietro a questa cantina e oltretutto mostrare, noi qua abbiamo 2 bottiglie io, 2 bottiglie la Rosanna, vero Rosanna? Certo. Allora, noi siamo 2 artiste, io oltre a presentare la trasmissione siamo 2 artiste che abbiamo collaborato e continuiamo a collaborare con Sandra nella realizzazione di opere d'arte, posso dire opere d'arte? Certo. O vestiti d'arte per delle bottiglie di questo grandissimo vino che è il Raposo del Piave, quindi noi lo vestiamo, quindi gli diamo un valore in più. Tutto questo perché? Grazie alla signora Sandra De Giusti, che lei è il tocco femminile, è colei che tiene e che organizza corsi d'arte, possiamo dire degli eventi artistici, delle estemporanee, dove noi artisti dipingiamo sotto le vigne, dipingiamo qua all'interno dell'azienda quando c'è la possibilità e quando finalmente riusciremo a continuare a farlo. E ecco lei che insomma abbina l'arte al vino e quindi dà valore non soltanto ai suoi prodotti dell'azienda, ma dà valore anche a noi artisti locali, a noi artisti della zona, quindi dà modo a noi di conoscerci e dà modo di abbinare la nostra arte ai suoi vini e fa sì che queste bottiglie diventino delle opere d'arte. C'è chi dipinge sulla tela, chi dipinge sulle etichette e invece di avere una tela in casa ognuno può tenersi la propria bottiglia ed è una cosa bella. Sandra, da che cosa nasce questa idea di voler abbinare l'arte al vino, che è una cosa molto bella per tutti, insomma? Ma diciamo, da sempre la nostra azienda ha dato acchito all'arte, abbiamo creato degli eventi già proprio con l'inaugurazione della nostra cantina e da lì ci siamo portati a casa un bagaglio di artisti che comunque dipingono, chiamiamo, collaboriamo insieme, insomma, che può essere l'extemporanea di pittura, può essere l'etichetta d'autore, può essere la cassa di legno che diventa un cofanetto prezioso per un vino prezioso nostro, che è il Taglio di Conema, che è un vino ottenuto da un vigneto centenario. Un progetto importantissimo per noi, la valorizzazione appunto della Belussera e quindi trasmettiamo, oltre a dare un valore, cioè un vino eccellente, diamo anche un'immagine artistica a questo cofanetto che diventa preziosissimo. Ma ho anche altri progetti che ancora non svelo, ma appena questa pandemia uscirà, se ne andrà, ritorneremo a dipingere sotto la vigna. Bellissimo. Non vi svelo ancora cosa, ma ho già tutto in mente. Brava Sandra, bellissima iniziativa. Infatti, per tutti coloro che ancora non conoscono questa azienda, io dico di venirci, anche perché insomma sperando che il Covid passi prima, comunque in base alle varie libertà che ci danno, perché adesso dobbiamo tenerci a quello che ci dicono, ma man mano quello chissà che riusciamo a fare grandi cose. Brava Sandra, complimenti perché veramente riesce a dare qualcosa in più secondo me a questa azienda. Io sono contenta di farne parte, sono contenta di collaborare con te e non solo con te, anche perché comunque conosco grandi artisti, quindi è una cosa bella collaborare qui, quindi come anche Rosanna Casagrande che voglio presentare. Buongiorno. Buongiorno. Ti passo la parola Rosanna. Quindi... Guarda, io posso dire che l'arte in cantina è una cosa straordinaria. È nata quasi per scherzo, parecchio tempo fa, in un'occasione artistica, dove io mi sono conosciuta con Sandra e poi è nata anche una bellissima amicizia. Lei ha portato avanti questa cosa e distingue la cantina sicuramente. Noi siamo tutti felici quando ci invita, perché oltre ad essere molto generosa, è bello stare insieme, condividere, creare queste cose
e non è da tutti essere così sensibili quanto Sandra, e grazie a Sandra. Davvero hai detto delle cose giustissime. Sì, Infatti io comunque collaboro esclusivamente con questa cantina. Rispetto anche all'amicizia di Sandra, ma non solo per lei, anche perché merita i suoi prodotti, certo. e merita anche di portare avanti queste cose che fa Sandra, perché secondo me sono proprio delle iniziative veramente valide, fantastiche. Infatti spero che tanti artisti che vedano e si rendano conto anche che diventano delle piccole mostre d'arte. Certo. La sua cantina, quindi i suoi vini, diventano delle opere d'arte, quindi è come essere in una mostra d'arte. Quindi invito le persone di venire anche a visitare la cantina, anche proprio per i prodotti artistici che diventano, oltre che per assaggiare i prodotti. Il vino, sì. il prodotto loro è eccezionale, chiaramente con queste cose in più lo rende eccezionale, o no? Beh, sicuramente, assolutamente, quindi io devo essere sincera, non ne vedo tanti che abbiano queste, no. Quindi ce la teniamo stretta. Quindi ce la teniamo molto stretta. No, veramente, poi è bellissimo perché qua conosci tanta gente, quindi il posto, la Sandra fa in modo anche di portare avanti anche questa socializzazione tra di noi, e quindi di ognuno di farsi conoscere, quindi è una cosa bella. Lei dà la possibilità a noi artisti di farci conoscere, di dare del nostro abbinato a un suo prodotto, quindi penso che sia una delle cose più belle che anche noi artisti possiamo anche fare. Dove c'è la passione c'è il cuore, dove c'è il cuore c'è la passione. Giustamente. E Sandra, secondo me, lei abbina un po' tutto e lascia anche a noi il fatto anche di farlo, quindi di esprimerci, quindi credo che sia una cosa bella, specie anche adesso in questo momento di pandemia. Non molliamo mai, infatti le etichette continuano a produrre, la cantina continua a produrre e a vendere, quindi qua non ci si ferma mai. Il messaggio che vogliamo dare comunque è sempre di non fermarsi mai e di portare avanti, oltre le passioni, come noi possiamo avere queste come passioni, ma anche le passioni che hanno le persone, perché secondo me ho maggior ragione adesso, si ha più bisogno anche di attaccarsi a qualcosa che ci fa star bene, no? E quindi esprimersi, buttare fuori serve, secondo me, serve anche proprio per far fronte a questo periodo. E approfittare di questo vaccino naturale. Certo, perché secondo me con questo passiamo di cosa. Poi noi dipingiamo queste qua, la bolsa bianco, rosso, rosetto. Io ve lo consiglio, il sangue del diavolo, chi non l'avesse provato, ve lo consiglio di provare perché è un'eccellenza. Quindi, Sandra, il naso, tira su. Quindi secondo me Sandra, bravissima, stai facendo un grandissimo lavoro, qualsiasi cosa, io sono qua. Sì, ci siamo. Rosanna, noi ci siamo. Portiamo avanti sia la tua etichetta, quindi il tuo nome, ma non soltanto quello, anche perché comunque è una persona che merita, secondo me, quindi sicuro. Va valorizzato. E adesso concludiamo con un brindisi. Là. Io sono pronta. Tu stoppa. All'orario e no.
brindisi a queste due artiste che mi gratificano, come anche tutti gli altri, senza diciamo lasciarne da parte nessuno, Sì, perché tutti sì. grazie, 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 sempre grazie. Facciamo un brindisi con il Prosecco Doc Rosé, che è l'ultima novità che il consorzio ha dato la possibilità a tutte le aziende di mettere in atto, e quindi un cin cin, io, Valentina e Rosanna Casagrande, ma lo facciamo virtuale anche con tutti gli altri artisti che collaborano con la cantina. Certo. E un grazie infinito sempre a tutti. Non posso citarli tutti perché ci vorrebbe troppo tempo, ma sono veramente tanti. E un saluto caro anche a Bruno. A Bruno, salutiamo Bruno, di buona guarigione, Con ci vediamo tanti presto. Con tanti auguri e un cin cin. A presto. Hai visto, Vale, che la signora si è messa la giacchettina sì, che fa ma- con il colore Ma meraviglioso? lei è già artistica, È è una abbinata con i suoi una prodotti. signora. Ma Ecco. dalla Sandra è normale aspettarsi questo. A voi. Cin cin, Cin Cin cin, cin. cin cin. Bruno, tanti Bruno, tanti auguri Bruno! Bruno, a te! E voilà. Ci sta proprio.